raga, vi portiamo qui alla fiera dell'artigianato per un bel vlog. Esatto, perché non solo campi da calcio, non solo il sci, Lucca Comics, fiera dell'artigianato, abbiamo anche un ospite. Ma scusatemi, oggi. adesso sono pure escluso. Abbiamo un ospite qua, ah no, è vero, non l'avete mai visto, vabbè, stronzo. avete lui, Vabbè, la è copia. uguale. Vabbè, io non ci sono Lui è mai. Ale, no? È Ci la sono- famosa A sul logo FGA. Sono quello più importante, ma non ci sono E non mai. c'è mai, lui è quello che lavora dietro le quinte. 1 chilometro che camminiamo per arrivarci e niente. Ciao raga, ci vediamo tra poco. Siamo arrivati, stiamo uscendo adesso dalla metropolitana e il flusso di gente è aumentato paurosamente. Ecco, prima cosa da fare, una mappa. Grazie. Mappa fatto, passo 1 ci siamo, così non ci perdiamo. Passo numero 2, prendere la sopraelevata. Poi prende, cioè, camminare sopra, perché tutto il bordello di gente passa sotto, noi passiamo sopra. Esatto. Comunque da qua si vede bene gli stand che dobbiamo andare, adesso procederemo dritti per il chilometro di strada che abbiamo da fare. Noi siamo sportivi e non prendiamo il tapirulan, Ci piace camminare ovviamente. quindi ci vediamo al prossimo stand. Ciao. Terza cosa da fare, scegliere il padiglione dove andare. Con criterio Ovviamente, con intelligenza. Scegli già. Austria, dov'è? Slovenia, no? Slovenia. Slovenia. Che cazzo c'è in Slovenia? Scusate. Siamo al padiglione Europa. L'ho trovato io. No, scherzo, non è vero. In ricerca della Slovenia. Sappiamo dov'è la Slovenia. Dove cazzo è finita? Siamo arrivati in Slovenia. Così veloce. È bellissima. Dobbiamo ancora iniziare a guardare. Il problema della Slovenia, che l'abbiamo scelta a caso, manca l'ingrediente principale della fiera. Cioè gli assaggi gratis. È vero. Non c'è niente da mangiare in Slovenia. Perché noi di solito veniamo solo per quello. Esatto. Quindi io però vedo lì una nazione alle tue spalle che c'è sempre un sacco di roba da mangiare, un sacco di roba da bere. Si chiama Grande Germania. Io vedo.
passo 4 in fiera dell'artigianato, Cosa più importante. esatto, Soprattutto la cosa. soprattutto gli assaggi gratis. Allora, le tattiche per scroccare roba da mangiare o bere sono: tattica 1, fingerti interessato e osservare il commesso, assaggi, chiedi il prezzo e poi grazie e te ne vai. Così, sì, mi incuriosisce parecchio la grappa di chiaro, si potrebbe assaggiare un grazie. Da me, Ma salame di? Fulano, maiale. Grazie. Succhiando la linfa, cosa fanno? La linfa è fatta di zuccheri, esatto, è una secrezione che fanno gli altri. Scelta tra i mieli. Naturale, puro suino e basta. Suino? Re dei salami 10 euro e una pollettina in regalo. Ho 7 pezzi a scelta 10 euro. Maiale, parole, È buono. Niente. Un'altra tattica è prenderlo e andartene subito senza... cioè magari lui ci resta di merda, però... Perché è la tattica del ladro. dello scroccone. Ma ci riusciremo. Grazie. Ti guardano sempre con quell'aria di sfida che sanno che tanto tu non comprerai mai, ma sei solo lì per mangiare. Dove si mangia noi ci siamo. Punto. Punto 5 della fiera dell'artigianato, trovare qualcosa da bere. Adesso siamo in Inghilterra, e cosa c'è a nord dell'Inghilterra? Scozia. Cosa andiamo a fare in Scozia? Bere i whisky. E chi beve il whisky? Noi andiamo. A voi ragazzi. Grazie. Tutta non so. Tutta salute. Quella più grande 19, il liquore si va a vedere di Eccezionale veramente. Posso farti video? Filmarti mentre lo prepari. Grazie mille. Ci stiamo avviando verso l'uscita. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento qua sotto E condividete. condividete il video. E iscrivetevi soprattutto.